Telespettatrici e telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione che si apre con un'ampia pagina di cronaca dedicata ad una serie di episodi di violenza che si sono verificati nella nostra regione, che vedono come protagonisti minori da Treviso, Conegliano nello specifico, passando per Padova e Vicenza, un fenomeno che analizzeremo anche più avanti nel corso del telegiornale con l'approfondimento odierno, in questo caso con l'ordine degli psicologi. Ma cominciamo subito con quanto accaduto a Conegliano. Abbiamo in diretta il nostro Christian Arboit. Buongiorno Christian, a te. Buongiorno Marta da Conegliano, buongiorno anche da parte di Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo ai giardinetti di San Martino, è un parco pubblico molto noto qui a Conegliano, è a ridosso del centro città, del Salotto Buono, è un luogo di ritrovo per molti giovani, è anche una zona molto estesa. Qui ieri sera verso le 23 si è sviluppata una rissa violentissima tra dei gruppi di giovanissimi, chiamiamoli Maranza, chiamiamoli bulli. Fatto sta che è stata una violenta rissa o comunque una violenta lite che poi è culminata con un pestaggio. Le forze dell'intero gruppo, chiamiamole così, si sono concentrate su un giovane che sta a quanto pare presentando denuncia con il padre. Parliamo di un giovane di Susegana. Al momento non sono noti i motivi di tale violenza. Quello che ti posso dire è che le urla, gli schiamazzi sono stati avvertiti da diversi residenti qui in zona, soprattutto in questi condomini, in queste case di via Fenzi. Questa tra l'altro è la strada che porta alla stazione, per intenderci, ma appunto queste scene, queste urla, queste botte sono state immortalate da alcuni residenti. C'è un video in particolare che è diventato virale, eccolo. Queste le immagini, questo il video che è diventato presto virale sui social, ma a parte la questione social, a parte la viralità, resta il fatto, un fatto particolarmente grave con questo ragazzo che è stato pestato anche quando si trovava a terra. Calci, pugni, insulti, non si capisce ancora la motivazione di tanta violenza, ma è una violenza che ha scosso i residenti, che ha portato qui sul posto un'ampia mobilitazione di forze dell'ordine, i carabinieri su tutti che stanno indagando. Con il comune, questo te lo posso dire perché me lo ha confermato il sindaco Fabio Chiesa, che sta mettendo a disposizione le immagini della videosorveglianza. Conegliano è particolarmente videosorvegliata. A rappresentare l'amministrazione, il comune in questo momento c'è il consigliere comunale Dino Parrano. Grazie per essere qui con noi. Parrano, le chiedo una reazione a caldo, ha visto anche lei quelle immagini, insomma sono immagini che fanno male. Sono immagini che purtroppo raccontano di un fattore giovanile che sicuramente in questo momento pecca forse di una giusta considerazione anche di un contesto sociale legato alle famiglie e quant'altro. Sicuramente non fa bene all'immagine di Conegliano, ma è anche vero che, come tu hai potuto dire, questa è una città che ha una grande capacità di controllo anche dal punto di vista dei video, quindi
formalmente posso anche assicurare che sicuramente i responsabili verranno individuati e quindi ci saranno anche le giuste conseguenze a carico di chi ha perpetrato questo crimine sotto un certo punto di vista. Però e di crimine si tratta, non è una bravata, non è una ragazzata. Ecco, su questo io non vorrei esprimermi in maniera troppo frettolosa perché ancora non conosciamo nessun tipo di elemento. Certo che io francamente, se vado indietro nel tempo anche alla mia gioventù, non posso dimenticare che abbiamo assistito a episodi di violenza comunque al tempo. Io mi ricordo di una Conegliano dove la scalinata degli Alpini era praticamente inagibile, via Teatro Vecchio non si poteva passare. Vi ricordo che erano situazioni di degrado probabilmente molto più pesanti di adesso. È chiaro che secondo me la gioventù oggi si porta dietro un peso che purtroppo sfoga ancora in questo modo. Io francamente capisco anche certi disagi ormai giovanili perché i contesti sociali sono cambiati, le famiglie magari non sono più presenti come una volta, ci sono genitori che devono lavorare entrambi e quindi i figli magari vengono un po' lasciati a crescere da soli o si delega l'educazione degli stessi ad altri, però di certo queste cose qui non devono essere tollerate e comunque fa male insomma che si vedano. E se i responsabili venissero individuati, cosa potrebbe fare il Comune? Molto spesso si parla di lavori socialmente utili, si parla di coinvolgere questi giovani responsabili in progetti di recupero, che cosa si può fare? Beh, onestamente anch'io credo che una maggior sensibilizzazione verso anche chi sta peggio, perché poi mettere magari questi giovani che hanno manifestato questo tipo di problematiche di fronte a situazioni che magari gli fanno capire che ci sono anche persone che vivono peggio, che c'è bisogno comunque di essere più uniti tutti, secondo me è una strada che dovrebbe essere percorsa. Perché sono recuperabili? Ma secondo me sì, non vedo per quale motivo non lo debbano essere. Ripeto, siamo cresciuti negli anni '80 con il mito dei guerrieri della strada, tutti quanti si ricorderanno di quel film lì e c'era questa fascinazione nei confronti di queste situazioni. Io credo che una delle grosse differenze anche rispetto a un tempo è il fatto che oggi sia molto più possibile anche distribuire a livello mediatico determinati episodi che una volta non trovavano magari lo stesso risalto. Oggi più diffuso. Ma certo, è ovvio, ormai tutti siamo muniti di un telefono, si fanno le riprese e si gioca anche sull'indignazione pubblica, magari facendo uscire dal contesto quello che è effettivamente un fatto reale, perché in questo momento, ripeto, è vero che è vero che è successo quello che è successo, ma non sappiamo neanche il perché, il per come, dove, quali sono, quindi è un po' prematuro andare a condannare in questa fase. Parrano, grazie mille, gentilissimo. Infatti le indagini sono in corso, se ne stanno occupando i carabinieri, staremo a vedere. Pare appunto Marta che questo ragazzo stia formalizzando la denuncia presso la caserma dei carabinieri. Le immagini della videosorveglianza sono al momento scandagliate, questo ce lo ha ricordato anche il sindaco, che dice sarà comunque tolleranza zero nei confronti dei responsabili. Questi soggetti, testuali parole, mi ha detto di riferirle, mi hanno stancato, ma poi sentiremo il sindaco Chiesa questa sera. Prego Parrano. Ultima cosa, io credo che anche i presupposti della sicurezza si basino non tanto su forme di repressione preventiva, quanto di certezza appunto poi che i colpevoli o i responsabili possano essere individuati e quindi fargli subire le giuste conseguenze. Ma potremmo aprire anche il tema dell'imputabilità per i soggetti con più di 14 anni, che è uno dei temi di questi giorni, di queste ore. Grazie Parrano. Da Conegliano per il momento è tutto, dai giardinetti di San Martino chiaramente tutti gli aggiornamenti nel corso delle edizioni serali. Marta, te la linea. Grazie a Cristian Arboit con Tommaso Migot da Conegliano, cronaca che peraltro nella provincia di Treviso riporta anche un altro episodio che vede sempre protagonisti dei giovanissimi. È accaduto ieri pomeriggio nel quartiere di San Liberale, dove un ragazzo è stato aggredito da un giovane che gli ha strappato la catenina d'oro che aveva al collo. In questo caso grazie all'operazione congiunta di
vigili urbani e questura, l'aggressore è stato arrestato. Si tratta di un 23enne veneziano che aveva già dei precedenti. Vi parleremo meglio di quanto accaduto nel corso dell'edizione serale dei nostri telegiornali, ma in attesa di andare con i nostri inviati a Vicenza e Padova per raccontarvi quanto accaduto nelle ultime ore, sempre con protagonisti dei giovanissimi, apriamo un focus su quella che è la legislazione relativa appunto ai minori che compiono dei reati, proprio perché in queste ore è arrivata la proposta del governo che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Sentiamo. Minori che si rendono responsabili di reati sempre più gravi, un fenomeno che sta preoccupando non poco. Omicidi, rapine, aggressioni e di colpevoli sempre più giovani. Il governo ha così deciso una stretta sui minori in caso di reati. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili. La novità esce dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, ha detto a chiari note la Premier Meloni. Soddisfatto il sindaco di Treviso Mario Conte, città che ha affrontato nell'ultimo periodo alcuni episodi anche gravi di delinquenza minorile. Il tema della violenza giovanile sta caratterizzando un po' tutte le città, chi più che meno, con la presenza di questi cosiddetti maranza che di fatto rovinano la vita delle comunità, delle attività commerciali, e quindi era necessaria una risposta poderosa da parte dello Stato. Poi il sindaco aggiunge: oggi richiamiamo la responsabilità di chi commette questi atti criminosi, quindi bene ha fatto il governo, è uno strumento in più dato alle forze dell'ordine e soprattutto uno strumento normativo in più per punire coloro che vengono nel nostro paese o che vivono nel nostro paese nonostante la giovane età e hanno voglia di disturbare, saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni. Cauto l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia, che parla di risposta politica importante rispetto ad un fenomeno in crescita. Devo dire che da un lato la risposta politica era alla luce di quelli che sono gli accadimenti in tutte le città d'Italia negli ultimi anni, certamente una risposta quasi obbligata. Dall'altra parte bisogna valutare comunque quella che è un aspetto che non può essere sottovalutato, che è quello della valutazione di natura scientifica sulla capacità dei minori, soprattutto in una certa età, che ritenerla presunta forse contrasta con quelli che sono degli studi che nel corso dei decenni hanno coinvolto la psicologia infantile anche, e che quindi ha portato il legislatore già da diversi anni a ritenere che quella presunzione di incapacità nei confronti del minore fosse effettivamente esistente. Non è convinta di una nuova proposta invece l'avvocato Tocchetto del Partito Democratico. Devo dire che questi del governo non sanno assolutamente decidere, cioè fanno leggi su leggi, che peraltro ci sono già, imputabilità mi pare anche ai 14 anni, che però secondo me potranno, siccome sicuramente saranno in contrasto con le leggi attuali della penale, sicuramente alla fine poi ci saranno una serie di ricorsi che annulleranno molte di queste normative. Allora, quello che voglio dire è che è un problema serio e bisogna investire sui giovani, ma cercare di punirli con leggi su leggi mi pare che non aggiungano alcun risultato. Decreto che ora dovrà essere approvato dal Parlamento. A Padova, ora, dove la squadra mobile indaga dopo il ferimento di un minorenne colpito da un pugno in seguito ad una serata in discoteca, ci racconta tutto la nostra Valentina Visentin da Padova. A te, buongiorno. Sì, buongiorno, una serata in discoteca che poteva avere conseguenze molto più gravi, perché un sedicenne è finito in coma dopo essere stato aggredito all'esterno del locale, il Q di Piazza Insurrezione, proprio in centro a Padova. Questo ragazzo era insieme a degli amici la notte tra il 30 e il 1 di luglio. C'è stato un piccolo diverbio iniziato all'interno della discoteca. Proprio per questo motivo i ragazzi, la compagnia del sedicenne, era uscita dal locale,
ospedale e se n'era andata, ma mentre procedeva verso via Dante in un vicolo qui del centro cittadino è stato raggiunto dall'altro gruppo di ragazzi. Ci sono stati spintoni, una rissa dai toni accesi e un 19enne ha spinto il 16enne che è caduto a terra battendo violentemente il capo e poi sono spariti nel nulla. Gli amici del 16enne hanno chiamato i soccorsi, il 16enne è stato portato in ospedale ed è finito in coma, una prognosi di oltre 45 giorni per una frattura dell'osso occipitale sinistro e una grave contusione cerebrale. Fortunatamente il 16enne non è in pericolo di vita, ma ne avrà per un bel po' e dovrà rimanere ricoverato in ospedale dove è attualmente in coma. Sul fatto sta indagando la squadra mobile di Padova che avrebbe già individuato il 19enne, ma si attende appunto di capire quali sono le condizioni del 16enne per formulare poi le accuse. Quel che è significativo di questo purtroppo ennesimo episodio di violenza con protagonisti giovani è che sono appunto ancora una volta i giovani protagonisti della violenza. Solo di qualche giorno fa la vasta operazione a livello nazionale delle squadre mobili d'Italia contro la delinquenza giovanile nel Padovano all'inizio dell'anno sono stati identificati oltre 1250 giovani violenti, di cui circa 150 minorenni, e nell'ultimo periodo ci sono stati numerosi episodi di violenza giovanile. Su tutti i 2 episodi di la cosiddetta stesa napoletana, ovvero 2 ventenni che in 2 differenti occasioni hanno esploso dei colpi di pistola a salve da un'auto in corsa. È successo all'Arcella e poi all'esterno dello Sherwood Festival con un atto intimidatorio quasi per marcare il territorio, e quindi appunto sempre protagonisti giovani poco più che ventenni, e in questo caso come questo di questa violenta colluttazione a farne le spese è stato questo 16enne che si trova tuttora ricoverato in coma in ospedale a Padova per questo colpo alla testa. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin. Da Padova noi ora torniamo nel Trevigiano per darvi notizia di un incendio divampato ieri sera in via Schiavonesca. Siamo nel comune di Ponzano Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre dalla sede centrale di via Santa Barbara. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente impegnative per l'estensione dell'area interessata. Si tratta comunque fortunatamente di sterpaglie, per cui non c'erano abitazioni o edifici coinvolti. L'azione congiunta delle squadre da terra ha quindi permesso di arrestare il fronte delle fiamme. Il rogo è stato circoscritto nel giro di un'ora. Altro fenomeno particolarmente odioso che sta caratterizzando sempre più quest'estate 2026 è quello delle truffe agli anziani. A Padova è stato sorpreso ed arrestato un 21enne campano mentre stava raggirando un anziano con l'ormai consueta tecnica del finto maresciallo. All'altro capo del telefono la voce di un giovane che si fingeva maresciallo dei carabinieri e chiedeva di preparare dei gioielli per compararli con altri che erano stati rubati nel corso di una rapina avvenuta nei giorni precedenti. Quando l'anziano ha preparato l'oro si è reso conto che c'era qualcosa di strano in quella telefonata e ha chiamato il figlio, che a sua volta ha allertato la polizia. È stato così bloccato e arrestato un 21enne campano mentre ieri pomeriggio stava per commettere una truffa ai danni di un 84enne padovano residente nel quartiere Forcellini. La telefonata del figlio della vittima alla polizia ha consentito alla volante, che stava facendo controlli sul territorio, di sorprendere in flagranza il truffatore mentre stava cercando di salire in taxi. Il 21enne infatti si era presentato all'appuntamento, ma sulle scale del condominio aveva incrociato il figlio della vittima, che era arrivato in sostegno del papà anziano. Ha tentato così di scappare, ma la descrizione fornita ai poliziotti ha permesso di rintracciarlo nonostante si fosse già cambiato gli indumenti. Nascosto nello zaino il cappellino e la camicia bianca, bloccato dai poliziotti e portato in questura, è stato identificato. Si tratta di un 21enne nato in provincia di Napoli, è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale del carcere Due Palazzi di Padova.
A Vicenza ora con una violenta aggressione al Villaggio del Sole, un uomo ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo. Sul posto Daniele Garbin che ci aggiorna. A te Daniele, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Questa è via Toniolo, luogo dell'aggressione di ieri sera alle 22, è avvenuta proprio in questa strada. Siamo a ridosso del quartiere del Villaggio del Sole, vicino al sottopasso. Come Giovanni Rolando, ex consigliere regionale e consigliere comunale in varie amministrazioni, e il signor Gigi, che è residente proprio qui, che era presente subito dopo i fatti. Ci facciamo raccontare quello che ha visto. Diciamo subito che c'è una persona 45enne in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo Vicenza in rianimazione, insomma è arrivato in codice rosso. Vi ha molto preoccupato quello che è successo? Ma sì, perché è cominciato subito da qui, dal bar che abbiamo qua vicino all'angolo, e secondo me lì è successo l'aggressione, come succede sempre, da schiamazzi, offese, penso, qualcosa del genere, e da lì dopo è scaturito che si sono dileguati, sono venuti dietro qui al parco dietro e hanno cominciato un po' a zuffarsi con bottiglie, e dopo, da come ho sentito io, sono arrivato un po' dopo, e di cui sono arrivati a mettere un laccio con un ramo di una pianta intorno al collo. Da lì non si sa cosa sia successo. Dopo io l'ho visto esamine per terra, non so, io dopo è arrivato l'ambulanza, i vigili e i carabinieri, e lì hanno valutato tutto lì, quello che ho visto io. Certo. Diciamo subito che questa zona è una zona storicamente abitata, sono queste case popolari e ospitano persone di varie nazionalità, sì, quindi a varie culture, ci sono anche sensibilità diverse, quindi la difficile un po' integrazione. Ricordiamo un'aggressione solo un mese fa, furti, insomma è difficile convivere, questo è un po' il tema, per cui un'aggressione qui ha un sapore diverso. Allora, ha un sapore sì, perché era una zona, diciamo, del Villaggio del Sole che era tranquilla. Noi cosa vogliamo puntare? Puntare più alla sicurezza, essere più vivibile e arrivare a fare il sistema di avere prevenzione, come diceva un mio amico qua, che bisogna prevenire prima di curare, dicono, e di cui dobbiamo fare il sistema, che sperando che lo Stato ci dia anche la possibilità di vigilare i quartieri, perché sono importanti, perché le persone non escono più quasi, perché hanno paura, specialmente gli anziani. Grazie signor Gigi. Nel dettaglio proprio sentiamo Giovanni Rolando che si è battuto su vari aspetti. Ecco, c'è una lista di priorità, da dove partire, cosa ha bisogno il quartiere per garantire quel minimo di sicurezza. Ricordiamo anche la presenza di nomadi, c'è un'ordinanza in vigore per evitare che campeggino, crea una serie di problemi di integrazione. Allora, il problema è garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Lo si può fare facendo passi in avanti, con una vera azione, un progetto di deterrenza che si può articolare in due momenti, in due gradini. La presenza di un poliziotto di quartiere o vigile di quartiere, che dir si voglia, in maniera che sia presente e che tutti i cittadini possano identificare questa persona che garantisce, e quindi anche ricevere segnalazioni, quindi prevenire. Accanto a questo anche uno strumento tecnico possibile, che non costa granché, avere una illuminazione stradale di tutte queste vie interne, ma anche di questo sottopasso che unisce sia il Villaggio del Sole che questo villaggio che viene definito della produttività. È sufficiente un lampione crepuscolare, in maniera che quando il sole tramonta si illumina automaticamente, e quindi si ha una percezione di maggiore sicurezza. Ma questo bisogna farlo concretamente, passando dalle parole ai fatti. Perfetto, allora con queste richieste che rinnoviamo anche noi a chi di dovere, all'amministrazione che si occupa, ringraziamo Giovanni Rolando. Il signor Luigi è già sparito, allora direi che per il momento è tutto. Da Vicenza restituisco la linea.
Grazie a Daniele Garbina. Noi continuiamo con la cronaca perché la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo la morte di Adam Sbizzera, il 25enne di Alano di Piave, che era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Domenica scorsa si è spento dopo 5 giorni di agonia. Ha combattuto tra la vita e la morte per 5 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello. Il cuore di Adam Sbizzera, 25 anni, ha cessato di battere nelle scorse ore. Il dolore della famiglia e dell'intera comunità di Alano di Piave nel Basso Feltrino, dove il giovane viveva. Il ricordo del vice sindaco Michela Simioni, che lo conosceva fin da piccolo. Un ragazzo molto educato, perché anche oggi in paese le voci che sentivo questa mattina dalle persone anziane, i bambini, mi dicevano sì, mi salutava sempre anche quando passava, perché lui aiutava appunto il padre, faceva l'autista in questi ultimi anni degli autobus e magari lo vedevi lì nel cortile di casa che sistemava, puliva, e lui salutava sempre tutti con un sorriso quando passavano, era molto cordiale. Lo scorso maggio Adam era andato in moto alla scuola primaria perché aveva promesso ai bambini di mostrare la moto che lui aveva sistemato. Mi ha chiesto se potevo chiamare i ragazzini di quinta, perché gli aveva promesso che sarebbe passato un giorno per fargli vedere la moto che aveva sistemato in quei giorni. Mi ha detto: ma è nuova? No, non è nuova. E quindi ho chiamato questi ragazzini e sono stati lì un pezzo a parlare di pistoni, tempi, 4 tempi, queste cose, che anzi gli ho fatto la battuta: Adam, potresti venire a fare una lezione tu in classe, dal momento che sono più attenti a te che non noi insegnanti. Maestra, sì, potrei venire, ecco. Una tragedia che ha scosso tutti. Il gravissimo incidente è accaduto lungo la Feltrina a Montebelluna. Il giovane, in sella alla sua Kawasaki, si è scontrato con un'auto, una Dacia condotta da un 60enne. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Secondo la ricostruzione, il giovane bellunese in sella alla moto stava percorrendo la Feltrina in direzione Treviso quando, all'altezza della sala slot a Montebelluna, l'auto è sbucata da una stradina laterale e si è immessa sulla statale proprio nel momento in cui arrivava la moto. Lo schianto violentissimo, il fianco della vettura distrutto, a terra la 2 ruote. Adam era stato subito soccorso dai sanitari e portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni gravissime, purtroppo non ce l'ha fatta. Il dolore dei familiari e di una comunità che ha sperato fino all'ultimo in un miracolo. Adam amava i motori, le moto, la sua grande passione. Lavorava come autista per la storica azienda di famiglia. Il sindaco di Setteville, Bruno Zanolla, lo descrive come unico e solare. L'ultimo saluto ad Adam sarà nel campo sportivo di Setteville. La cronaca ci porta a Venezia ora, dove proprio poco fa è stato ritrovato il corpo senza vita di una persona nel parco Catene a Marghera. Una nostra troupe si sta recando sul posto e vi aggiorneremo non appena avremo dei dettagli. Ma restiamo a Venezia perché si è consegnato ai carabinieri l'autore della tentata rapina avvenuta giovedì pomeriggio, giovedì sera in una sala, in una ricevitoria. Il racconto del dipendente che si è trovato faccia a faccia con il rapinatore incappucciato. Ecco la scena ripresa da alcuni turisti sconvolti per quello che stava accadendo all'esterno della sala slot in Calle delle Due Spade a Venezia, dove poco prima un 26enne era entrato tentando una rapina. Non era però preparato alla reazione di Andrea, il dipendente 43enne che ha avuto sangue freddo affrontandolo. Mi si presenta davanti, sono tipo intabarrato, tipo passamontagna, occhiali, che poi era un sacco dell'immondizia in testa, e mi punta una mitraglietta che non riconosco che è finta, e tanto che al momento penso sia uno scherzo, solo che dopo pochi secondi entra in ufficio, dà il calcio alla porta, entra in ufficio e mi punta la mitraglietta al petto, al che io mi alzo, cerco di disarmarlo e lo inseguo per buttarlo fuori dal locale. A quel punto il dipendente è riuscito a trascinare fuori il 26enne e all'esterno della sala slot c'è stata un'ulteriore colluttazione.
Come si vede nei video girati dai turisti, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale sono al vaglio degli investigatori. Una volta all'esterno, il 26enne è riuscito a dileguarsi mentre Andrea si rialzava. Nel momento in cui ho realizzato quello che stava succedendo, ho avuto quel secondo di paura che mi ha fatto reagire in questa maniera. Non si era reso conto che poco prima il 26enne l'aveva colpito alla testa con la finta mitraglietta. Sul filmato si vede che mentre io lo placco, lui divincolandosi mi colpisce, non so se sembra che sia lui a colpirmi e mi fa la ferita sulla testa. Quindi lei lì per lì non se ne è reso conto? No, mi sono reso conto di essere ferito dopo che sono tornato dentro, che avevo la maglia piena di sangue. Solo in seguito il dipendente si è reso conto di quello che era accaduto e del fatto che sarebbe potuta andare peggio. Ho realizzato subito quello che è successo. Il mio pensiero è andato a mia moglie e mie figlie che sono in vacanza e si sarebbero preoccupate, però io non potevo non dirglielo perché se mi chiamano e non rispondo si preoccupano ancora di più. E a distanza di un giorno, diciamo che da 24 anni circa che lavoro in questo settore, questa è la prima volta che succede una cosa così, diciamo, importante. È stato un bene quello che sia accaduto perché in quel momento lì non ci vedevo più e avrei fatto qualcosa che magari non dovevo fare. Nelle ore seguenti il 26enne è stato inseguito tra le calli dalle pattuglie e delle volanti della questura, ma alla fine si è consegnato spontaneamente in una caserma dei carabinieri. Il messaggio di Andrea è chiaro: imprenditori, cittadini e non solo, dice, non sono abbastanza tutelati. Alle persone che hanno un'attività, ai poliziotti carabinieri, che non possono fare niente purtroppo. Le leggi non si tutelano, ok, è vero, però dovrebbero aver modo i politici, il governo di poterle cambiare e non che vengano bloccati in qualsiasi momento. E le persone quando fanno queste robe qua non potessero più aver modo di farle e quindi la punizione giusta è dentro. Ancora dal centro storico di Venezia, perché c'è stata una rissa con un tunisino, un ventenne tunisino finito all'ospedale con 20 giorni di prognosi. Si tratterebbe di uno degli appartenenti ai clan che stanno terrorizzando nelle ultime settimane il centro storico. Sangue tra i masegni dell'erbaria, nel cuore di Venezia, ennesima notte di violenza che ha scosso il centro storico. Erano da poco passate le 4 del mattino quando una rissa è degenerata in un'aggressione a colpi di coltello e spranga. A dare l'allarme i residenti svegliati dalle urla provenienti da Campo Bella Vienna. All'arrivo dei soccorsi un ventenne tunisino giaceva a terra, ferito alla testa e raggiunto da una coltellata alla schiena. Trasportato in ospedale se la caverà con una prognosi di 20 giorni. Il secondo giovane coinvolto è stato individuato circa 2 ore più tardi a Piazzale Roma. Profonde le ferite alle braccia che hanno lasciato strisce di sangue nelle calli. Agli agenti ha raccontato di essersi ferito mentre cercava di separare i contendenti ma ha rifiutato il ricovero. Secondo i primi accertamenti della polizia, i 2 ventenni appartengono alle famiglie tunisine Sakka e Mallat, protagoniste dei mesi scorsi di violenti scontri in città. Questa volta però i 2 giovani sarebbero stati alleati contro un gruppo di ragazzi sudamericani. Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Determinanti per le indagini saranno ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona di Rialto. La cronaca giudiziaria ora con la morte di Chiara Iaconis, la trentenne padovana uccisa dal lancio di una statuetta a Napoli. Si ricorre in appello per il 13enne che avrebbe lanciato l'oggetto di onice dalla finestra della sua abitazione nei quartieri spagnoli. A 2 anni esatti dalla morte di Chiara Iaconis si discuterà il ricorso presentato dagli avvocati che difendono il minorenne che avrebbe lanciato la statua di onice che ha colpito a morte la trentenne padovana mentre era in vacanza e stava passeggiando nei quartieri spagnoli a Napoli. Il 17 settembre in Corte d'Appello del Tribunale dei minorenni di Napoli si discuterà il ricorso. Il minorenne, che all'epoca dei fatti aveva meno di 14 anni, è già stato ritenuto non imputabile per la sua età, ma i genitori chiedono che venga prosciolto con formula piena perché non esistono prove, oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia lanciato la statuetta dalla finestra. Una tesi contraria a quello che invece sostiene la procura, visto che il bambino non era nuovo a lanci di oggetti dal balcone. I genitori del minorenne andranno a processo il prossimo 23 ottobre con l'accusa di omessa vigilanza e cooperazione in omicidio colposo.
Ed ancora dal Tribunale, dalla Cassazione, dalla sentenza della Cassazione emerge la confessione di Riccardo Salvagno sul coinvolgimento dell'amico Andrea Vescovo nell'omicidio del 25enne Sergiu Tarna, omicidio avvenuto a Malcontenta la notte tra il 30 e il 31 dicembre dell'anno scorso. Ha dichiarato di aver in un certo qual modo trascinato Vescovo, sostanzialmente, cioè di averlo indotto ad andare con lui. È la confessione di Riccardo Salvagno riportata nella sentenza della Cassazione. Le sue responsabilità sono limitate, avrebbe detto il killer del 25enne Sergiu Tarna, di fatto scagionando l'amico Andrea Vescovo, che si trova tuttora nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Vescovo nel corso dei suoi interrogatori aveva già evidenziato che lo dica anche Salvagno è certamente un elemento molto importante. Ancora difficile valutare le implicazioni di tale confessione, perché ciò che è avvenuto nel campo di Malcontenta la notte tra il 30 e il 31 dicembre dovrà essere ora vagliato completamente dall'autorità giudiziaria giudicante, ma apre una valutazione diversa rispetto a quello che è stato l'apporto di Vescovo nel concorso in omicidio. Si attende ora giovedì la conclusione dell'indagine preliminare. Noi invece stiamo agendo su un altro piano, che è quello cautelare, perché come Vescovo ha, tra virgolette, denunciato nel corso dell'ultimo interrogatorio, lui si trova in una situazione di grandissima difficoltà, perché quella terapia farmacologica da cui era sottoposto da qualche decennio dai servizi territoriali prima era stata modificata e adesso è stata sospesa. Questo ci induce a dover rappresentare e presentare un'istanza di tipo cautelare, perché riteniamo che le sue condizioni di salute senza l'apporto della terapia farmacologica sia in grave pregiudizio. Ultimo fine settimana di luglio contrassegnato dal primo grande esodo dell'estate 2026 per le vacanze estive, sorvegliata speciale soprattutto l'autostrada A4. Dunque, per vedere la situazione, com'è la situazione, ci colleghiamo con Cessalto, dove c'è Lucio Zanato. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono nell'area di servizio Calzorta a Cessalto e sono con il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato. Intanto ti dico che questo è il primo dei 5 bollini neri previsti dall'autostrada Alto Adriatico e nella giornata di oggi, nelle 24 ore, sono previsti il passaggio di 182.000 veicoli, ma ha anche detto che da questa mattina alle 8 fino alle 16 di oggi pomeriggio i camion, diciamo i mezzi pesanti, devono stare fermi, e questo fermo durerà anche tutta domani dalle 7 alle 22. Per quanto riguarda invece la viabilità lungo questa strada, due dati: c'è in questo momento da mezzogiorno i dati sempre dell'autostrada Alto Adriatico danno code in uscita alla Tisana, quindi ovviamente lo svincolo che porta verso il mare, e quindi Lignano, Bibbione, tanto per intenderci, e poi altre due code in entrata e in uscita per quanto riguarda lo svincolo Palmanova Tarvisio e lo svincolo invece sulla A28 a Portogruaro. Sindaco Crosato, insomma, voi siete nel cuore degli svincoli della viabilità in una autostrada che in questo momento vediamo è costantemente veramente tanto trafficata. Sì, questa è l'uscita del casello di Cessalto, è tra le due spiagge, quella di Jesolo Eraclea e quella di Caorle, e quindi è intenso il traffico. Poi purtroppo è anche l'unico tratto a due corsie, quindi ulteriormente, diciamo, questo problema si esaspera. In questo momento, diciamo, il traffico è abbastanza scorrevole, è il primo momento di grande attenzione anche per l'esterno, perché comunque poi questi veicoli vanno verso le strade provinciali, le strade comunali, e dove dobbiamo avere grande attenzione soprattutto i fine settimana. Ecco, qui si parla di Jesolo e Eraclea, il vostro svincolo, giusto? Sì, Jesolo e Eraclea, ma soprattutto Caorle. Siamo proprio a metà, c'è Ceggia e poi si va verso le spiagge, quindi è per questo che c'è un grande traffico. Ecco, secondo lei ad esempio la realizzazione di un'autostrada del mare, quella che si presume dovrà partire dove adesso c'è la Treviso Mare, aiuterà ad alleggerire invece il traffico in uscita nel vostro casello?
Sì, soprattutto magari quelli che vengono da Venezia, quel tratto che viene da Venezia sicuramente sarà comunque un bypass importante, mentre per quanto riguarda il nostro tratto, quello che arriva da Trieste, comunque ci sarà l'uscita a Cessalto, San Stino, per cercare di agevolare o comunque ridurre il tratto di percorso. Ecco, per quanto riguarda invece i lavori, lei diceva che ci sono ancora tanti lavori da fare da parte di Autostrade Alto Adriatico, in particolare alcuni cavalcavia. Ne ho visto uno dove viene segnalata la chiusura a breve ed è vicino al Bosco dell'Olmè. Sì, è già chiuso, ci sono 5 sovrappassi nel nostro tratto, nel tratto di Cessalto, uno dei lavori più importanti. I sovrappassi attualmente chiusi sono a Santa Maria di Campagna e di Via Vittoria, quello proprio in centro che spacca a metà il paese. Finiti questi, successivamente ci saranno i lavori, soprattutto quello di Via Dante, che è una provinciale, un'arteria importante, e lì sì che sarà il momento più difficile. Si parla del 2027, quando il traffico poi passerà effettivamente in centro paese. Devo dire che guardando le targhe che stanno passando qua adesso abbiamo una fortissima presenza straniera, significa che insomma anche dal vostro punto di vista l'Italia, in particolare il Veneto, attrae ancora tantissimo. Sì, assolutamente, il Veneto è la prima regione per accessi turistici, quindi di questo siamo enormemente soddisfatti ed è una pena che paghiamo ben volentieri perché portano ricchezza. Grazie Sindaco, da Cessalto per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, noi ora continuiamo con la cronaca. È accaduto a Fara, siamo nel Bassanese, insegue un automobilista e tenta di speronarlo. Un uomo è stato denunciato per violenza privata. Avrebbe inseguito un altro automobilista lungo la strada provinciale 67 di Fara, cercando anche di speronare l'auto dopo una presunta manovra imprudente dell'altro automobilista. Per questo un uomo residente nel Vicentino è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Breganze per l'ipotesi di violenza privata. L'episodio risale alla tarda serata di qualche giorno fa ed è avvenuto nel territorio comunale di Fara. A far scattare le indagini è stata la denuncia di un tienese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'indagato, al volante della propria vettura, avrebbe reagito a una presunta manovra azzardata del tienese, inseguendolo e tentando di speronare il suo veicolo. L'automobilista, preso di mira, non ha riportato lesioni, ma l'accaduto è stato ritenuto sufficientemente grave da portare alla denuncia da parte dei carabinieri. I militari sono riusciti a identificare il responsabile al termine degli accertamenti e a segnalarlo alla Procura della Repubblica di Vicenza. Linea alla regia, ora per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Prima edizione dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Torniamo a parlare dei furti, ce ne sono stati ancora la scorsa notte, in particolare nella zona di Zero Branco, siamo in provincia di Treviso, vi racconteremo nel corso dell'edizione serale che cosa è successo, ma andiamo ora a Ponte della Priula, dove la passata è stata una notte di terrore. Verso le 2 di notte abbiamo sentito dei colpi tremendi, penso avessero un piccone, una mazza e battevano su. Al momento pensavamo fosse un'abitazione e poi invece ci siamo accorti che erano vicini alla nostra casa. Notte di paura a Ponte della Priula, dove i ladri hanno preso di mira un'abitazione a Schiera in via Mandre. I proprietari non erano in casa. A raccontare l'accaduto i vicini, svegliati di soprassalto dai colpi fortissimi con i quali i malviventi, dopo aver scassinato una finestra, sembravano quasi voler buttar giù il muro della villetta. Ho aperto il balcone per vedere cosa c'era, al momento si sono fermati, come l'ho richiuso hanno finito il lavoro. Ma c'erano dei colpi tremendi e siamo usciti fuori ma non c'erano già più. I colpi erano talmente forti da essere uditi anche dalla famiglia che abita dal lato opposto della strada, dove moglie e marito stavano dormendo. È stato lui a chiamare i carabinieri dopo essere uscito di corsa. Lui ha visto qualcuno scappare e la macchina l'avevano là praticamente. E abbiamo chiamato i carabinieri e tutto quanto. Sono arrivati, ma sono andati a vedere e era tutto un disastro, insomma, ecco. Però non hanno portato via, mi sembra, niente insomma di grave. Ho parlato con la signora, ma niente insomma
e basta. C'era anche la signora qua che sembrava che gli buttassero giù il muro, perché con i botti veramente per tirare fuori anche questa cassaforte. I ladri erano almeno in 2, pare di giovane età, forse un terzo complice li attendeva all'esterno in auto. Potrebbero essere gli stessi che hanno colpito qualche chilometro più avanti, anche in via Asilo a Santa Lucia di Piave. Quello che è certo è che lo spavento della notte non sarà facilmente dimenticato. Dopo le 2 non abbiamo più dormito, anche perché tra la tensione e la paura non abbiamo più dormito. Non è roba di tutti i giorni, la paura c'era, anche perché al momento avevamo anche noi il balcone in spesa per il caldo e chissà mai che se sono venuti dietro arrivavano anche dentro da noi. E dopo dalle 3 alle 4 c'è anche l'adrenalina e tutto quanto, perché sapevamo, l'abbiamo visti e tutto. Fa paura, sì, fa paura, sì. Paura per i ladri anche a Olmo di Martellago. Erano circa le 21:30 di una sera d'estate. I coniugi residenti in via Silvio Pellico a Olmo di Martellago, finito di cenare, stavano guardando la televisione in salotto. Un rumore sospetto ha allertato il proprietario della casa, che è corso al piano superiore per vedere da dove provenisse. È stato in quel momento che si è trovato faccia a faccia con i ladri. Incappucciati si erano fatti strada al piano superiore dal giardino. Saliti dalla terrazza del primo piano, hanno prima alzato la tapparella, poi mandato in frantumi una grande porta finestra. Quello il rumore sospetto che ha fatto sobbalzare la coppia dal divano. Appena si sono diretti al piano superiore, i 2 malviventi sono fuggiti a gambe levate. Esasperati i residenti. Questa situazione, dicono, deve finire. E restiamo ancora nel Trevigiano, siamo nel comune di Susegana, dove il questore di Treviso ha deciso di sospendere la licenza per 5 giorni a un bar di Ponte della Priula. 5 giorni di sospensione della licenza per il bar Al Quadrivio di Ponte della Priula, teatro lo scorso 4 giugno di una rissa che ha visto protagonisti alcuni avventori stranieri e culminata con un tentativo di aggressione, coltelli alla mano. In quella circostanza sono intervenute alcune pattuglie di polizia e carabinieri che, dopo aver sedato gli animi, hanno sequestrato 2 coltelli da cucina e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Gli agenti avevano inoltre rilevato lo svolgimento di lavoro irregolare da parte della banconista, che aveva anche omesso di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il provvedimento, su proposta dei carabinieri, è stato emanato dal questore di Treviso Alessandra Simone per motivi di ordine pubblico e sicurezza collettiva, con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del bar, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Le forze dell'ordine hanno accertato che nell'ultimo periodo il locale era diventato luogo di ritrovo di pregiudicati e persone con precedenti per furti, aggressioni, spaccio e reati in materia di armi e immigrazione. Un magnete sopra il contatore, così in 5 anni hanno rubato energia elettrica per oltre 30.000 euro. Blitz della Guardia di Finanza in un bar a Quinto di Treviso. Abbiamo notato questo apparecchio che era occultato da un paio di scatole, quindi diciamo non immediatamente visibili, e anche diciamo della plastica davanti, proprio per non dare modo di vedere o notare qualcosa di anomalo. Al controllo abbiamo notato che non soltanto c'era questo magnete molto grosso e potente attaccato al contatore, ma riduceva l'energia elettrica del 97%. Questo nel periodo accettabile per 5 anni. E in realtà abbiamo visto che il periodo andava anche in un periodo diciamo di natura antecedente. Un grosso magnete occultato in una doppia scatola di cartone e avvolto in della plastica, posizionato poi vicino al contatore di riferimento, un trucco per pagare meno in bolletta, facendo figurare consumi ridotti del 97% rispetto a quelli reali del bar che gestivano a Quinto di Treviso. La Guardia di Finanza, insieme ad Enel Distribuzione, ha scoperto un furto aggravato di energia elettrica che andava avanti da almeno 5 anni se non più, per un totale di almeno 187.000 kW, corrispondente ad un danno economico di oltre 32.000 euro, IVA esclusa. Un trucco non troppo sofisticato e ben conosciuto dai finanzieri. Queste tipologie di comportamenti un po' si evolvono e si specializzano un po' in tutto il territorio nazionale. In questo caso il magnete, che è la parte più rudimentale, che funziona soltanto su alcune tipologie di contatori. Quelli più moderni non lo permettono perché hanno una parte schermata che impedisce al magnete di arrivare diciamo, a ridurre quello che è il consumo.
Una condotta illecita da parte della coppia che trova un vantaggio competitivo anche nei confronti delle altre attività della zona, potendo praticare prezzi ridotti, ma soprattutto un comportamento che poteva anche portarli in prigione. Potevano rischiare addirittura l'arresto sul momento, essendo stato appurato in una fase successiva, quindi dopo le indagini tecniche e approfondimenti dei signori tecnici dell'Enel, loro rischieranno comunque tenteranno chiaramente di ridurre la parte, non andranno chiaramente in galera per renderla in termini semplici, ma dovranno pagare una sanzione piuttosto importante. Truffa del finto carabiniere ad una coppia di anziani, denunciato 49enne a tradirlo, il DNA sul cappello perso durante la fuga. Suona il telefono, dall'altra parte un uomo che si presenta come carabiniere. Spiega al padrone di casa che c'è stata una presunta rapina a Padova in cui sarebbe stata coinvolta la sua auto e lo invita ad attivarsi per degli accertamenti. L'anziano, che vive in Corso Palladio a Vicenza, si allontana da casa dove resta la moglie sola. Nel frattempo un altro uomo si presenta nell'abitazione, approfittando di un momento di distrazione della signora, porta via monili in oro e pietre preziose per un valore di circa 10.000 euro per poi darsi alla fuga. In realtà tutto è stato concordato perché il carabiniere al telefono è un finto carabiniere che si è inventato una storia per allontanare la vittima dalla sua abitazione e l'uomo che si è introdotto nell'appartamento è un complice. È la truffa del finto carabiniere, ma i veri carabinieri oggi trovano il responsabile. Sì, perché nella fuga il malintenzionato aveva perso il cappello. Tutto accade il 5 maggio. Gli investigatori della stazione di Vicenza avviano le indagini, sequestrano il copricapo e lo fanno analizzare dai carabinieri del RIS di Parma. L'analisi del DNA consente di identificare con certezza un pluripregiudicato napoletano di 49 anni. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. A Castelfranco Veneto, ora, dove un papà è stato multato perché trasportava il figlio sulla canna della bicicletta. Il caso divide la città e finisce al centro delle polemiche. 27 euro di multa, un post sui social e una città che si divide. A Castelfranco Veneto il caso del papà sanzionato mentre trasportava il figlio di 6 anni seduto sul tubo della bicicletta è diventato un acceso dibattito, prima online e poi nelle piazze della città. L'uomo racconta di aver accompagnato il figlio alle piscine quando, poco prima di arrivare, è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Secondo il codice della strada, infatti, i bambini possono essere trasportati in bicicletta soltanto utilizzando gli appositi seggiolini omologati. Da qui la multa di 27 euro. L'uomo ha quindi affidato il proprio sfogo ai social, pubblicando anche una fotografia degli agenti mentre compilavano il verbale. Allora, secondo lei è una misura eccessiva? Ma certo, alla fine io so che non ero né in piena regola col bambino, ma secondo me le priorità sono altre. Non sapevo di questa norma che mi vietava questo tipo di trasporto. Perché l'hanno multata secondo lei? Mi hanno multato perché io non mi sono fermato al loro alt, ma gli ho spiegato se io mi fermavo alle piscine, perché lì dovevo arrivare. In poche ore il post ha raccolto centinaia di commenti, dividendo l'opinione pubblica tra chi ha parlato di eccesso di severità e chi invece ha ricordato l'importanza del rispetto delle regole a tutela della sicurezza dei bambini. Le polemiche hanno raggiunto un livello tale da spingere gli amministratori della pagina Facebook a rimuovere la pubblicazione. Nel frattempo è intervenuta anche la sindaca di Castelfranco Veneto, invitando tutti ad abbassare i toni e a riportare il confronto sul piano del rispetto reciproco e delle responsabilità. Questa è una deriva che trovo inaccettabile. Voglio che le discussioni vengano riportate nelle sedi opportune e voglio soprattutto, e qua ci tengo tantissimo, che rimanga il senso di rispetto delle persone. Secondo diversi cittadini, però, la vicenda non riguarda soltanto la multa. In molti hanno sottolineato che il bambino, pur indossando il caschetto, non avrebbe dovuto viaggiare seduto sul tubo della bicicletta e che durante il controllo il padre avrebbe inizialmente ignorato l'alt degli agenti, rendendo necessario il loro inseguimento. Orco, sei scappato, è un po' diversa. Che vuoi, sì, una multa, che vuoi, se sei scappato, sì. Io penso che ci siano delle regole della strada, codici della strada vanno rispettati. Stop. No, non è eccessiva, è una misura per un bambino sulla canna della bicicletta. No, non è eccessiva, è dai responsabili. La bicicletta è pericolosa.
il trasporto delle carrozzine alla nazionale paralimpica di Power Chair Football che resta bloccata a Fiumicino. EasyJet si scusa ma non basta, dice il campione trevigiano Simone Ronzato. Arrivati in aeroporto a Roma, la compagnia aerea EasyJet, nonostante mesi e mesi di mail, PEC che ci avessero detto che noi potevamo partire con sia le carrozzine normali che noi utilizziamo ma anche quelle da gioco, che erano in totale 11 ci avevano detto di sì, e siamo arrivati lì e in 10 minuti è cambiato tutto, ci hanno detto che era impossibile e che solo 5 potevano partire. Doveva andare a Glasgow con la nazionale italiana di Power Chair Football della FIPS, di cui Simone è il capitano, per un torneo in preparazione dei prossimi mondiali in Argentina ad ottobre. Ma una volta lì, a Fiumicino, EasyJet nega l'imbarco a tutto lo staff con le relative carrozzine, dicendo che ce ne stanno solo 5. Offre soluzioni alternative che non convincono, costringendo gli atleti a girare i tacchi e tornare a casa, facendoli sentire presi in giro. È stata una bella fitta, insomma, perché era un torneo molto importante per noi, per tutta la squadra, anche per alcuni giocatori che era la loro prima esperienza a livello internazionale. Invece purtroppo sì, questa prima esperienza sarà un mondiale che a ottobre dovremo andare in Argentina. Diciamo, appunto, prepararsi con questo torneo era una cosa molto positiva a livello di allenamento, di studiare le altre nazionali, ma purtroppo non è stato fatto. Poi sono arrivate le scuse di EasyJet, tardive e non sufficienti. Poi appunto quando noi siamo andati via dall'aeroporto eccetera, che non abbiamo risolto niente, loro hanno fatto dei passi di scusa, ci hanno chiesto scusa un paio di volte, ma non bastano, insomma, le scuse, credo. Un'umiliazione lesiva della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare, si legge nella nota del Comitato Paralimpico Italiano. Un fatto gravissimo e inaccettabile, lo ha definito anche la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. EasyJet ha avviato un'indagine interna, mentre la federazione farà causa alla compagnia aerea. Ronzato è deluso, è la prima volta in 12 anni di attività che gli capita una cosa del genere, lui che ha girato tutto il mondo ed è stato messo in prima pagina suo malgrado. Si spera di andare in prima pagina magari per qualche successo sportivo, per qualche vittoria importante e non per delle, chiamiamole delusioni, chiamiamole occasioni che ci sono state negate. Quindi diciamo è stato un effetto un po' sorpresa, ma non bellissimo. Andiamo ora a Marghera per la notizia che vi abbiamo anticipato poco fa. È stato ritrovato un cadavere nel parco Catene. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Si tratta del cadavere di un uomo di circa 40 anni che è stato trovato accasciato lungo un muretto qui nei pressi di Parco Catene, al confine con la via centrale via Trieste di Marghera, senza vita. A quel punto il passante che l'ha trovato ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto poco dopo sono giunti gli agenti della questura insieme al personale sanitario del SUEM 118. Non c'era più nulla da fare. Al momento però, secondo le prime informazioni che ci arrivano dalla questura, però è giusto ribadire che è tutto molto precoce e quindi anche il condizionale in questo caso è d'obbligo. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo di questa persona. Sembra che stesse tra l'altro facendo jogging, quindi tra le ipotesi al vaglio potrebbe proprio esserci quella di un malore proprio mentre correva qui sul parco. Naturalmente ora però vanno fatte le dovute analisi del caso, sia per quanto riguarda la questione sanitaria per capire che cosa sia effettivamente accaduto a questo quarantenne, sia per quanto riguarda le indagini degli uomini della polizia che sono giunti qui sul posto. Al momento ci troviamo al parco, qui al Parco Catene non c'è nessuno in zona, sia la polizia che i sanitari del SUEM 118 sono andati via poco fa, secondo quanto ci ha raccontato una persona che abbiamo incontrato qui poco prima di collegarci in diretta, quindi non ci resta che attendere quali sono gli sviluppi di questa vicenda.
Grazie a Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Ci fermiamo per la pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo all'approfondimento di oggi che è dedicato ad un tema sicuramente di grande attualità, ed è quello dell'attivazione degli sportelli di supporto psicologico gratuito per i giovani dai 14 ai 30 anni, un servizio che è stato finanziato dalla Regione del Veneto e coordinato dall'Ordine degli psicologi appunto del Veneto. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, il presidente Luca Pezzullo. Buongiorno Presidente. Buongiorno, bentrovati. Ecco, allora, innanzitutto com'è nata l'idea di aprire questi sportelli di supporto psicologico dedicati proprio in particolare ai giovani? È nata grazie a un finanziamento di 100.000 euro che la Regione Veneto, nella legge appunto 33 del 2024, ha voluto proprio investire sul benessere psicologico dei giovani, degli adolescenti e dei giovani adulti del Veneto, e dopo averla appunto approvata ha previsto che fosse l'Ordine degli Psicologi del Veneto a gestire sul territorio, a programmare il coordinamento di enti del terzo settore che avrebbero poi svolto l'attività. L'obiettivo è quello di rendere il più possibile facile, gratuita e accessibile la possibilità di avere un sostegno psicologico a tutti gli adolescenti e giovani adulti che si trovano in un momento magari di difficoltà e avrebbero utilità o desiderio di poter fare una breve valutazione, un breve ciclo di colloquio di supporto. Ecco, è evidente quindi che si tratta di un servizio che risponde anche a quella che è un'esigenza particolarmente sentita, in particolare appunto proprio dai giovani. Assolutamente sì, quello che vediamo in questi anni è la grande crescita della domanda di supporto psicologico. Per i giovani in particolare il bisogno e la possibilità di confrontarsi con questo bisogno è diventato sempre più esplicito. Basti pensare che ad esempio per l'iniziativa del bonus psicologo in Italia sono arrivate quasi 800.000 richieste, di cui solo 80.000 sono state gestite con i finanziamenti nazionali. I 2/3 di queste richieste erano di ragazzi sotto i 30 e 35 anni. Questo ci fa vedere come veramente soprattutto le giovani generazioni dopo il Covid abbiano imparato a riconoscere la fatica psicologica alla pari della fatica fisica come qualcosa di normale che poi deve essere affrontato per arrivare a uno stato di benessere psicologico pieno e riconosciuto. Nelle generazioni precedenti c'era a volte un po' più di difficoltà, un po' più di stigma a volte sul prendersi cura di sé da un punto di vista psicologico. Per la generazione attuale, per i più giovani, invece questo è normalizzato e questo è un segno molto positivo. Ecco, come sono organizzati? Dove sono questi sportelli? Che cosa bisogna fare per poter accedere? Abbiamo cercato di usare una logica di massima semplificazione per i ragazzi. Basta andare sul sito dell'Ordine degli Psicologi, www.ordinepsicologiveneto.it, e si trovano tutte le informazioni e le infografiche. Sono servizi sul territorio, il servizio è stato programmato in modo tale da non andare sempre solo sulle aree metropolitane, ma abbiamo voluto appositamente coinvolgere enti in aree montane, in aree interne, in modo tale da differenziare il più possibile la copertura territoriale. È possibile quindi trovare i riferimenti dei 3 ETS che coprono le varie aree per fissare un appuntamento con una semplice mail o WhatsApp, sia in presenza in aree diverse della regione, ma anche online se ci si vive in un'area che non è direttamente coperta. I colloqui sono completamente gratuiti, al momento non abbiamo liste d'attesa e speriamo che ovviamente molti giovani vogliano prendersi cura di sé, fare questo atto di cura di sé che è un piccolo ma importante atto di coraggio e di benessere. Ecco, il fatto di poter anche accedere online sicuramente può essere di grande aiuto, soprattutto magari alle aree più periferiche, alle aree rurali, alle aree, penso per esempio al Bellunese, alla montagna, dove magari risulta ancora più difficile, no? Poter accedere a questo tipo di servizio. Esattamente, infatti il servizio appunto è pensato in questa logica di facilitare al massimo l'accessibilità. Ogni ragazzo deve avere il diritto e la possibilità di accedere, oltre ai servizi sanitari che già esistono, oltre ai consultori che già esistono, anche a queste ulteriori forme a complemento della copertura psicologica. Nel Bellunese ad esempio c'è una realtà che svolgerà colloqui itineranti in vari comuni, oltre appunto a prevedere la possibilità di un accesso online. Stessa cosa varrà per coloro che abitano diciamo in aree urbane o in pianura, per tutti ci sarà la possibilità di accedere anche in videoconferenza.
Come sono state scelte le aree geografiche dove appunto aprire proprio fisicamente questi sportelli, e chi abita nelle province che non sono coperte può accedere online? Può accedere online, sono state scelte con un criterio: andiamo a coprire le aree urbane sicuramente, ma che spesso hanno già molti servizi. Prevediamo iniziative specifiche nelle aree montane, nelle aree rurali interne, in tutte quelle aree che tradizionalmente possono avere maggiori difficoltà logistiche per l'accesso ai servizi. Quindi da questo punto di vista, fin dall'inizio, fin dall'avvio di questo progetto, il pensiero è stato: come facilitiamo la logistica, pensando che magari soprattutto i ragazzi più giovani possono avere maggiori difficoltà a spostarsi, come rendiamo più accessibile con un servizio che ti viene incontro, che è diffuso sul territorio, a cui puoi accedere anche dalla tua camera con una videochiamata. Ecco, Presidente, parlavamo appunto di benessere psicologico che ora anche e soprattutto i giovani sentono al pari di quello che è il benessere fisico. Ci sono però tra i giovani anche delle situazioni più complesse, più difficili, purtroppo ne parliamo continuamente. Anche quest'oggi abbiamo aperto il telegiornale con un'ampia pagina dedicata proprio a tutta una serie di fatti di cronaca che si sono verificati nelle ultime ore nella nostra regione, che hanno visto protagonisti dei giovani, dei giovanissimi, con atti di violenza, di bullismo. Che cosa sta succedendo ai ragazzi e che cosa si può fare per intercettare questo disagio prima che poi sfoci nella violenza o in episodi gravi appunto come questi ultimi? Effettivamente quello che si vede è che spesso per i più giovani, per gli adolescenti che si trovano in situazioni a volte socialmente difficili e a volte si trovano in situazioni gruppali o contestuali complesse, il rischio che quello che è un disagio possa scivolare verso un atto di violenza purtroppo deve essere prevenuto, e la comunità degli adulti deve fare il massimo possibile in questa direzione per responsabilizzare i giovani, ma per fornire a loro al contempo tutte le misure di prevenzione, sostegno, capacità di intervenire precocemente sui loro contesti. Purtroppo per gli adolescenti comportamenti auto-eteroaggressivi, quindi del farsi del male o del fare del male agli altri, sono una delle modalità più frequenti di manifestazione del disagio. Davanti a questo dobbiamo sempre interrogarci su come integrare una buona sicurezza sociale con una prevenzione, perché sappiamo da tutti i dati che azioni di prevenzione psicologica, educativa e sociale hanno un impatto enorme nel togliere i giovani da traiettorie che possono diventare nel corso degli anni successivi molto pericolose per sé e per altri. Si calcola che in media €1 investito in prevenzione psicologica e psicosociale produce negli anni successivi un risparmio dai 4 ai 10 euro della spesa pubblica in termini di spese legali, spese di sicurezza, spese giudiziarie, sociali e sanitarie. Quindi da questo punto di vista dobbiamo creare veramente un piano di investimento e di reti di servizi sul territorio che permetta di prevenire e di evitarci di dover usare una fermezza che arriva a volte troppo tardi, quando ormai una traiettoria di devianza si è andata a costituire, a volte anche per negligenza del mondo degli adulti, che non ha messo in campo delle misure che evitino a un ragazzo una traiettoria esistenziale più problematica di quello che gli sarebbe stato possibile. Ecco, in parte ha già risposto alla domanda che le volevo fare ora, proprio relativa alla fermezza legislativa e di queste ore, insomma la notizia dell'ultimo DDL del governo che ha deciso di estendere la punibilità dei minori anche dai 14 ai 18 anni. Secondo lei, dal punto di vista proprio psicologico, può avere una funzione anche preventiva, deterrente, un inasprimento, o comunque a poco serve, se non a punire chi ha fatto questi atti? Allora, per i ragazzi i dati che abbiamo a disposizione non ci permettono al momento di dire che possa avere una particolare funzione deterrente, perché spesso l'agito aggressivo, l'adolescente medio sa che fare un'azione violenta non è corretta, però spesso non ha la capacità di autoregolarsi emotivamente, è cresciuto in un contesto sociale che ha normalizzato certi comportamenti devianti, si sente sotto una forte pressione di gruppo e non ha gli strumenti, a volte psicologici e sociali, per riuscire a gestirlo adeguatamente in quel momento. Quindi da questo punto di vista difficilmente può essere deterrente in maniera diretta. Quello che si può e si deve fare è cogliere ogni situazione di questo tipo per avviare intorno una serie di costruzioni di reti di intervento. Davvero, da questo punto di vista noi dobbiamo partire dall'idea che l'adolescente è una persona che può diventare un adulto a rischio, ma nel momento in cui intercettiamo precocemente, non in una logica solo punitiva,
che non significa ignorare la necessità di una sicurezza sociale o di una linea di fermezza in alcune situazioni, ma nel momento in cui noi andiamo a costruire e progettare una traiettoria per cui il ragazzo abbia una possibilità di giustizia riparativa, di riscatto, di sostegno nel momento difficile, in cui andiamo a riconoscere le difficoltà della persona prima che la devianza del comportamento messa in atto, allora andremo a ridurre a cascata tutte le devianze dei comportamenti successivi. Quello che vediamo è che nel momento in cui andiamo solo a portare avanti una regola puramente punitiva, poi purtroppo i reati tendono a ripetersi negli anni successivi. Quando si va in una logica di giustizia riparativa e di sostegno e di possibilità di riabilitazione negli adolescenti che sono a rischio, che commettono atti devianti, andiamo ad abbattere quelle che sono poi le reiterazioni di reato negli anni successivi. Quindi la fermezza può servire, ovviamente in alcuni casi è necessaria, però come dicevamo prima l'importante è mettere in atto tutte le azioni di prevenzione che vanno a ridurre il numero di situazioni in cui poi la fermezza deve essere applicata e in cui purtroppo arriva dopo che qualcosa di grave è già successo. E in questo senso, diciamo, questo nuovo servizio giovani risulta particolarmente interessante. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie al Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, Luca Pezzullo. Grazie ancora. Grazie a voi, davvero. Noi ora cambiamo decisamente argomento, andiamo nel bellunese a Ponte nelle Alpi, dove questa mattina c'è stata la cerimonia per premiare le eccellenze dell'alpinismo, della cultura alpina, della ricerca e del soccorso, con il tradizionale Pelmo d'Oro, prestigioso riconoscimento dedicato alle Dolomiti. Siamo a Pantin di Ponte nelle Alpi, è qui che fa tappa la 28ª edizione del Pelmo d'Oro, un'intuizione geniale 28 anni fa, quella di istituire un premio alla cultura, la cultura della montagna, e oggi in platea ci sono le eccellenze del mondo dell'alpinismo, della cultura dell'andare in montagna, ed è un momento particolarmente significativo qui all'interno di questa struttura, che in apertura è stata intitolata alla memoria di Giovanni Viel, collega giornalista, che proprio da qui ha raccontato le imprese sportive non solo dello sci di fondo ma anche dell'atletica leggera. In platea ci sono le autorità, tutti i sindaci della provincia di Belluno, ma c'è anche il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani. Allora vi farei sentire subito il suo intervento. Un evento che è giunto alla 28ª edizione e che celebra le eccellenze della montagna. Un ringraziamento va a tutte le comunità montane, perché se oggi questo si verifica, tra l'altro in una frazione di un comune importante del Bellunese, si verifica grazie alla collaborazione delle comunità montane e della gente di montagna. Io sono qui per ringraziarli. Per il presidente della provincia Marco Stanovo Polacco è la prima edizione, si tratta della prima edizione del Pelmo d'Oro nel suo ruolo di presidente. Lui assieme agli accademici del CAI, delle guide alpine e insomma del mondo che rappresenta la cultura della montagna, fa parte della giuria che di fatto individua i destinatari del premio. Un'emozione grande, perché comunque qui andiamo a premiare persone della montagna, che vivono in montagna, quindi questa è la cosa più bella. Il percorso che facciamo anche con la giuria di analisi delle varie figure è veramente bello, perché scopriamo delle figure che di fatto altrimenti rimarrebbero nell'anonimato, no? Quindi è un bellissimo percorso e penso che le persone che vengono premiate oggi siano veramente caratterizzanti del nostro essere montanari. Prima di salutarci vi dico che nel corso di questa giornata vengono celebrati anche gli atleti bellunesi che si sono distinti nelle recentissime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. In sala ci sono davvero tutti gli atleti che hanno ottenuto, tutti gli atleti medagliati.
A Bassano, ora, dove è iniziato questa mattina il campo scuola alpino alla caserma Montegrappa, appunto di Bassano. Vi partecipano una cinquantina di giovani dai 16 anni in su, dal Veneto e da altre zone d'Italia. 2 settimane di esperienza formativa che loro stessi hanno cercato e desiderato fare. Ci aggiorna Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa, all'interno della caserma Montegrappa, col presidente della sezione ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo, perché da oggi inizia il camposcuola ormai tradizionale qui a Bassano per i giovani già dai 16 anni in su, che per 2 settimane saranno qui appunto a fare un'esperienza dal sapore e dalla pratica alpina. Ricordiamo, presidente, di che esperienza si tratta? Ma è un'esperienza su 2 settimane, si sviluppa sia in caserma con attività didattiche, ma soprattutto all'esterno. I ragazzi a metà della prossima settimana partiranno, andranno sulla dorsale del Monfenera del Tomba, dove andranno a fare attività di escursione, anche attività di recupero trincee sul trincee del Pallon, e staranno via praticamente 2 giorni e mezzo. Dormiranno in tenda, si smonteranno le tende, faranno quelle attività che facevamo anche noi quando eravamo militari. Un pacchetto completo dove toccheranno con mano quelle che è la nostra caratteristica degli alpini, quelle che sono le nostre attività anche di protezione civile. Sono una cinquantina in arrivo da tutte le province del Veneto, forse anche da fuori? Sì, arrivano anche da fuori, adesso non ho l'elenco specifico perché è stato redatto questa mattina, perché era appannaggio esclusivo della squadra sanitaria, dei medici stanno facendo i colloqui in entrata con i ragazzi. Arrivano, vi posso assicurare, arrivano un po' da tutta Italia, come da tradizione, e una cosa mi piace sottolineare, perché è un po' anche un motivo d'orgoglio, ma da estendere a tutta la sezione Montegrappa, naturalmente non è una prerogativa mia personale. Quando si è aperto il portale per iscriversi al camposcuola di Bassano, in 12 ore è stato praticamente completato. Questo è motivo d'orgoglio, ma soprattutto va a certificare il buon lavoro che da 5 anni a questa parte questo camposcuola a Bassano fa. Grazie Presidente, molto esauriente. Abbiamo raccolto anche le voci di alcuni genitori che hanno accompagnato i ragazzi, alcuni la prima esperienza, alcuni di ritorno. Con queste voci vi lasciamo. È una formazione molto importante e va valorizzata, va presa e va soprattutto anche portata fuori, perché l'esperienza che si fa qui dentro è un'esperienza che resta. Come mai questa scelta? Perché è già un anno che aspetta, perché l'anno scorso era a 17, quest'anno a 16 e quest'anno ce l'ha fatta di entrare. Quindi aveva proprio voglia? Sì. Come mai questo desiderio? Capirlo. Chissà che l'alpinità prenda piede. Lei il suo rapporto con gli alpini? Viva Dio, speciale, non buono, speciale. Lei è entusiasta, quindi adesso vediamo, tanto da imparare, disciplina, regole, forse al giorno d'oggi quello che bisogna imparare anche. Esatto. Ecco, un'esperienza formativa in tempi in cui dei giovani spesso si parla male. Beh, sicuramente serve, al giorno d'oggi magari sembra quasi essere questa parola strana, regole, non diritti ma doveri, serve. Io sono contenta perché ogni anno non vede l'ora di venire ai campi anche precedenti che ha fatto tanti amici, lavano i piatti quando tornano a casa qualche volta, si sistema la camera e sono amicizie che vedo che durano negli anni. Infatti ha fatto 3 anni a Feltre proprio perché anche con le cuoche, con tutto lo staff degli alpini ha fatto un'amicizia profonda. Tale padre, tale figlia. Ecco, certo. Com'è nata questo desiderio di venire qua? Sì, la ragazza, mia figlia, ha già fatto un campo 2 anni fa a Pienezze, si è trovata bene, ha avuto una bella esperienza e voleva ripetere questa una cosa più radicata in caserma, ecco. È un desiderio che lei magari le ha inculcato, suggerito, spinto? No. Lei vede che ogni anno vado agli adunati, io partecipo a tutte le adunate col mio battaglione. Sì.
e desidera, ha preso spunto anche. Da Vicenza a Bassano, con il tracciato della TAV ad est del capoluogo, sono appena rientrati da Roma i sindaci dei comuni ad est di Vicenza che hanno visionato il progetto di RFI. Era importante definire, avere la certezza che i binari per quanto riguarda i nostri territori i nuovi binari passano a nord, perché questo significa confermare la progettazione aggiuntiva che abbiamo elaborato e i nostri contributi progettuali. Era questa la mission che si erano dati i primi cittadini di Torre di Quartesolo, Grumolo della Badessa e Grisignano di Zocco, che avevano chiesto di incontrare a Roma i progettisti di RFI e i rappresentanti del Ministero per fare il punto sul progetto del terzo lotto della TAV che attraversa i loro territori. Il bilancio dei sindaci dopo il colloquio è positivo. Ciascuno ha visto recepite le osservazioni fatte al progetto preliminare e soprattutto scongiurato il punto dello scavalco della vecchia linea ferroviaria, il cosiddetto salto del Montone nei loro territori. Per esclusione, il nodo controverso resta quindi in capo a Vicenza. Per cristallizzare la situazione e far partire al più presto i lavori sarà necessaria una ratifica dei rispettivi consigli comunali. Roma ci invierà tutta la documentazione, cerchiamo di preparare una delibera da passare nei nostri consigli comunali, sia nei nostri 3 comuni ma anche nei comuni padovani. Questo può permettere a IRICAV, in pendenza di una decisione di Vicenza, di poter, una volta finanziato, partire e anticipare i lavori partendo dal confine Vicenza-Torre di Quartesolo per proseguire fino all'ingresso della stazione di Grisignano. Questo comporta un mancato danno economico di circa 60.000 euro al giorno. Siamo molto soddisfatti perché la gran parte dei nostri contributi sono stati recepiti nel progetto ferroviario, che diventerà, spero quanto prima, un lotto costruttivo finanziato e che quindi si possa avvicinare il tempo di esecuzione dei lavori. Le nostre richieste, soprattutto in relazione allo snodo stazione ferroviaria, sono state quelle di implementare ulteriormente il parcheggio rispetto a quanto presentato in progetto. Oltre a questo, che la stazione non diventasse un luogo, non diventi un luogo morto ovviamente, ma un hub integrato per la viabilità ciclopedonale ferroviaria. E chiudiamo con delle belle immagini, perché il prossimo fine settimana il cielo sopra il lago di Santa Croce tornerà a riempirsi di colori. L'1 e il 2 di agosto torna infatti il Festival degli Aquiloni. Per 2 giorni, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle 9.30 alle 18.30, il lago di Santa Croce farà da cornice al Festival degli Aquiloni, organizzato dal Comitato Alpago Due Ruote e Solidarietà, dal Comune di Alpago e da Eventi Volanti. In volo ci saranno spettacolari aquiloni statici di ogni forma e dimensione, dai giganteschi gonfiabili tridimensionali che possono superare i 400 metri quadrati di superficie, ai modelli più tradizionali. A terra invece installazioni e maniche a vento animeranno gli spazi, trasformando il lungo lago in uno scenario colorato e suggestivo. Il Festival degli Aquiloni è sicuramente un momento importante, una delle manifestazioni che qualificano di più le nostre estati, e quest'anno la riproponiamo per la 3ª volta. Per i più piccoli sono previsti laboratori didattici durante i quali bambini e ragazzi potranno costruire, decorare e far volare il proprio aquilone con il supporto degli esperti, un'iniziativa pensata per unire divertimento, creatività e socialità. Le prime 2 edizioni hanno richiamato migliaia di visitatori e gli organizzatori puntano a confermare il successo anche quest'anno, valorizzando uno dei luoghi simbolo del territorio bellunese. Noi lavoriamo molto spesso per il sociale, questa è una delle manifestazioni che permette di mettere vicino famiglie, figli, nonni, anche con i cani, con gli animali, i passeggini, e quindi passare alcune ore insieme mi pare sia la cosa migliore. Ma non è tutto, oltre 200 gli eventi in programma nei paesi della Conca d'Alpago per animare l'estate 2026. Si prosegue perciò con il Giro del Lago il 16 agosto. Sabato prossimo in municipio a Puos il prologo con l'inaugurazione della mostra dell'artista Maria Meraglia, autrice della grafica della maglietta del Giro. L'esposizione resterà aperta fino al 15 agosto. C'è sempre qualcosa da fare in Alpago e pensiamo ovviamente che il lago su questo rappresenta la punta di diamante, dove vengono ovviamente fatti gli eventi più importanti e più significativi.
La Marca delle Centenarie in questi giorni festeggia il secolo di vita di due nonne. Vediamo. La Marca dei Centenari festeggia in questi giorni due nonne che hanno raggiunto il secolo di vita. A Casa Marani, a Villorba, Giuliana Mosconi ha festeggiato il traguardo con attorno l'affetto di figli e nipoti, il personale della struttura, il sindaco Francesco Soligo ed il presidente del Consiglio Comunale di Treviso, Antonio Dotto. Nonna Giuliana si muove in carrozzina, partecipa alle attività e si mantiene aggiornata leggendo molto giornali e riviste. Una vita lunga ed intensa la sua, a partire dagli studi all'Istituto d'Arte e al lavoro da telefonista. Originaria di Cantù, ha vissuto quasi sempre a Treviso e non vuole dare consigli di longevità. Non è che do consigli, perché sono anche le persone che aiutano. Eccolo allora il segreto della longevità di Giuliana: l'amore e la cura delle persone che le sono state e le sono vicine. Un traguardo, quello dei 100 anni, festeggiato anche a Maserata sul Piave da Adele Pagotto, una donna forte che ha dovuto affrontare tanti dolori. Rimasta vedova da giovane, ha cresciuto da sola 3 figli. 2 sono morti nel 97, il primogenito, dopo lunghi anni di sofferenza per la sclerosi multipla. Nel 2000 è mancata anche la figlia, a 45 anni, lasciando 3 bambini. Ma Adele non si è mai arresa, ha continuato a essere il riferimento della famiglia, aiutando a crescere i nipoti. Oggi è circondata dall'affetto della figlia Michela, di 5 nipoti e 8 pronipoti. Una donna simbolo di resilienza che l'intera comunità ha voluto festeggiare con il sindaco Lamberto Marini. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in bacino San Marco, la festa sulle barche e lungo le rive, tutto il meglio della notte del Redentore dopo il grande successo di sabato scorso e la diretta record di ascolti su Antenna 3 torna a grande richiesta sulla nostra emittente questa sera a partire dalle 21 con uno speciale che ne ripercorrerà i momenti più belli. Grazie alle immagini e alle voci raccolte dai nostri inviati rivivremo un evento che ha portato a Venezia oltre 100.000 persone e tenuto incollati 550.000 telespettatori davanti alla TV. Emozioni, tradizione e festa con il meglio della notte famosissima questa sera a partire dalle 21 su Antenna 3. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.